Sono entrati in funzione stamane a Venezia i tornelli per fermare e deviare i turisti in caso di afflusso eccezionale. Non sono mancate le polemiche, ma la gestione ha retto Brugnaro l'unico modo per garantire vivibilità. È morto il bimbo inglese protagonista della lunga battaglia sul fine vita, dolore e commozione sul web. Il governatore Zaia all'Occidente ha fornito una prova di enorme inciviltà. Per lui era intervenuto anche il patriarca di Venezia. Il tram di Padova deraglia alla Guizza, panico a bordo, 2 feriti, l'incidente a 24 ore dalla presentazione della nuova linea. Operazione della polizia postale, 34enne trevigiano arrestato, nel suo PC trovate 1 migliaio tra foto e video pedopornografici. Obbligo vaccinale, il 30 aprile ultima scadenza per i bimbi non ancora in regola, oltre 21.000, ma secondo l'associazione Corvelva ci sarebbero già state esclusioni nel Bellunese e nel Rodigino. Manifestazione e corteo a Chioggia contro la realizzazione del deposito di GPL a poca distanza dall'abitato, cittadini in marcia per le vie della città. A Bassano il commosso addio a Giuseppe Nardini, lo storico produttore della grappa. Intanto Vicenza proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Pietro Marzotto, il 2 maggio. Buonasera e ben trovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano dunque quella che si può definire una giornata rivoluzionaria a Venezia, in centro storico, perché è stato il primo giorno per i tornelli in funzione, come deciso dall'amministrazione comunale per gestire i flussi turistici che stanno diventando sempre di più un problema per la città. Gli occhi d'Italia, del mondo, puntati proprio su Venezia per vedere come sarebbe andata questa giornata. Il sistema ha retto, anche se non sono mancate come previsto le polemiche. Allora tutta la cronaca di questa giornata nel nostro servizio d'apertura. Vergognatevi, state trasformando la nostra città in uno zoo. State trasformando la nostra città in un centro commerciale. L'ordinanza emanata dal sindaco Brugnaro per gestire i flussi turistici a Venezia con varchi nei punti nevralgici della città ha già scatenato l'ira di qualcuno nel primo giorno della sua sperimentazione. Un giovane veneziano si è sfogato con gli agenti della municipale che controllavano i passaggi ai piedi del ponte di Calatrava. È vergognoso, stanno trasformando la nostra città in un centro commerciale. Brugnaro sta privatizzando una città, così facendo non sta controllando i flussi turistici, perché dovrebbe innanzitutto estromettere le grandi navi e fare costruire un po' meno alberghi e incentivare la residenzialità dei veneziani e dei mestrini e dei margherotti. Fare questa schifezza è una schifezza, serve solo a trasformare la nostra città in un grande museo centro commerciale. È vergognoso che anche le forze dell'ordine si prestino a questa schifezza, è una vergogna. Non è l'unico cittadino però a pensarla così. Altri veneziani con toni più pacati non vedono l'utilità di questi varchi che non creano problemi ai residenti con un'entrata apposita. Ma mi sembra un'esagerazione perché c'è già tanta polizia in giro e possono creare difficoltà al traffico. Per me la calca c'è lo stesso. Secondo me creano traffico, però ci vorrebbe qualcosa per i passeggini qua, secondo me. Non tutti però sono della stessa opinione, c'è chi è più comprensivo. Non sta andando proprio bene, visto che comunque il flusso della gente viene un po' comunque bloccato da questi tornelli. Non so se la decisione di Brugnaro sia delle migliori, comunque non sta a me decidere, tutto qui. Fatto sta che questa mattina abbiamo avuto dei problemi a livello lavorativo, però bisogna cercare problemi che comunque i veneziani possono passare di qua, mentre i turisti non possono passare, e forse non si è capito bene questo sistema. Al di là di tutto ci sono 4 giorni, bisogna portare un po' di pazienza, si sa che Venezia è un po' particolare e ha altri bisogni. La prima giornata non ha visto la chiusura dei varchi, necessaria solo se si crea troppo affollamento. Vogliamo garantire la viabilità e rendere la città sicura, questa è la risposta che il primo cittadino Brugnaro dà a chi protesta contro i tornelli che lui specifica si chiamano varchi. Vogliamo dire a tutta Italia che le persone che decidono di venire a Venezia saranno sempre ospiti importanti per noi. Stiamo sconsigliando soprattutto a quelli che vogliono venire in giornata di venire in certe giornate dove noi diciamo bollino nero. Lo diciamo perché proprio per una maggiore
una maggiore vivibilità di questa città. Però è chiaro che se qualcuno e tanti magari decidono di venire lo stesso, è giusto che possano vivere la città in totale sicurezza, loro e i loro bambini. Per cui il mio dovere è che ci sia sicurezza per chi viene anche in giornata, pensando anche a chi deve viverci in questa città. Per cui abbiamo deviato il traffico, devieremo il traffico a stantufo, cioè se serve, non è detto che serva. E infatti nel primo giorno di sperimentazione dei tornelli a Venezia per gestire i flussi turistici tutto è filato liscio, senza il bisogno di chiudere, quelli che il primo cittadino però definisce varchi. Sono varchi, non tornelli, varchi che funzionano a bisogno, cioè quando vediamo che c'è tanta gente a quel punto attiviamo il varco. Varco che già solo per la presenza ha dato i suoi risultati, come afferma il comandante della Polizia Municipale. Il presidio ha avuto già un effetto di dissuasione, il presidio della segnaletica, nel senso che abbiamo fatto tutta la segnaletica di deviazione, per cui tutti quelli che non conoscono la città seguono un po' i cartelli. Serviva a fare questa sperimentazione, serviva perché intanto è un messaggio forte e chiaro. I tornelli, che siano brutti o belli, poi ognuno lo discute, hanno un alto valore simbolico e hanno un messaggio fortissimo, nel nostro linguaggio diremmo forte e chiaro, a tutti che Venezia sta governando i propri flussi. È una regolamentazione di flussi, anzi diciamo meglio, un tentativo, il primo tentativo nella storia di Venezia di regolamentare i flussi. Chiaramente faremo un sacco di errori, prenderemo un sacco di critiche, immagino, e se saranno costruttive e positive le faremo nostre e miglioreremo quello che stiamo facendo oggi. Il sindaco lancia poi un messaggio alla cittadinanza. Chiediamo alle categorie di aver pazienza, saranno pochi giorni all'anno di questo bollino nero, chiediamo anche ai cittadini di aver fiducia. Hanno contestato anche quando abbiamo fatto i tornelli con le priority per i veneziani, li hanno contestati. Adesso sono tutti contenti e passano 18.000 persone al giorno sotto questi tornelli. Siamo andati a raccogliere la spazzatura a casa, non si faceva mai perché si lasciavano i sacchetti per strada, arrivavano gabbiani e topi. Abbiamo cambiato, abbiamo avuto contestazioni dall'inizio, adesso sono tutti contenti e la città è pulita. Ci vuole qualche atto di coraggio e di umiltà. Voltiamo pagina, il piccolo Alfie Evans non ce l'ha fatta, è morto nella notte il bimbo affetto da una rara malattia, ricoverato a Liverpool, è protagonista di una lunga battaglia tra gli operatori sanitari inglesi che volevano staccare la spina del respiratore, un vasto movimento che ha supportato i genitori nella richiesta di mantenerlo in vita. L'annuncio della morte su Facebook da parte dei genitori: al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2:30, i nostri cuori sono spezzati, grazie a tutti per il sostegno. Dolore e commozione sul web e moltissimi messaggi. Il cosiddetto mondo civile ha fornito l'ennesima prova di enorme inciviltà. Ciao Alfie, che la terra ti sia lieve, quanto scrive il presidente del Veneto Luca Zaia in un post sulla sua pagina Facebook. Nei giorni scorsi sulla vicenda del bimbo era intervenuto anche il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. La vicenda è molto triste, scriveva il presule, perché chiama in causa la civiltà e la cultura, il diritto e la giustizia, le istanze etiche attorno a cui si fonda la vita di un intero paese, di molti popoli, di una nazione e di un intero continente, l'Europa, che ancora una volta ci lascia profondamente delusi per come non riesce a trattare una questione delicatissima e così lancinante. Andiamo a Padova, panico sul tram all'ora di pranzo al capolinea della Guizza, uno dei convogli è deragliato ed è finito su un prato, 2 i passeggeri rimasti feriti. Il tram di Padova deraglia e finisce sul prato, 2 feriti. È successo all'ora di pranzo al capolinea della Guizza. Servizio fermo per oltre 2 ore con le squadre a lavorare alacremente per rimettere sul binario il serpentone blu, mentre gli autobus del servizio sostitutivo tram entravano subito in strada per limitare i disagi nell'ora di uscita da scuola e di inizio dello shopping del sabato pomeriggio. La causa è lo scambio, però diciamo che l'errore è stato non aver rispettato un segnale che diceva che lo scambio stava facendo un'altra cosa. Quindi non assolutamente, perché so che qualcuno farà questa domanda, una questione legata al mezzo, ecco, insomma, no, non c'entra niente, ecco, insomma. Un probabile errore del conducente, secondo Aragona, ma servirà una indagine tecnica interna per appurarlo. Sul posto anche la polizia locale e l'ambulanza del 118. Il tram stava rientrando al capolinea Guizza, pronto a passare dal binario destro a quello sinistro, dal quale sarebbe ripartito in direzione opposta a Ponte Vigo d'Arzere. Il primo scarto del binario ha funzionato, il secondo
no e il LOR è deragliato alla sua sinistra sull'erba a bordo del piazzale, quasi di certo a velocità ridotta. Se un errore simile capitava con un autobus, i danni sarebbero stati peggiori. Paradossalmente dobbiamo dire che nella sfortuna è una fortuna che sia avvenuto su un tram, perché il tram ha dei mezzi di sicurezza che gli autobus non hanno. Qualsiasi problema ha il mezzo va in frenata automatica, cosa che non succede su dei normali autobus. 1000 foto e video pedopornografici scambiati sulla rete, arrestato un 34enne trevigiano. Oltre 1 migliaio di video e foto pornografiche che ritraevano minorenni in atteggiamenti inequivocabili. Con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico è stato arrestato dalla polizia postale un 34enne trevigiano residente in un comune dell'Interland. L'indagine, coordinata dalla Procura di Venezia, è partita dalla segnalazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia relativa allo scambio di foto e video porno con protagonisti minorenni tra alcuni utenti su una nota piattaforma internet. Alcuni di questi utenti erano italiani, di cui sono scattati gli accertamenti che, sviluppando le tracce informatiche e ricostruendo le interazioni tra i vari account, alla fine sono approdati nella Marca, a casa di un insospettabile 34enne. La perquisizione dell'abitazione dell'uomo ha portato alla scoperta dell'ingente quantitativo di immagini e video pornografici, oltre 1000. Proprio la grande quantità di materiale sequestrato ha fatto scattare l'arresto. L'importante risultato investigativo raggiunto dagli inquirenti veneziani, commenta la questura di Treviso, dimostra ancora una volta come le chat abbinate alle piattaforme social, garantendo interazioni esclusive e private tra utenti, siano molto spesso utilizzate per condividere contenuti illegali come quelli pedopornografici. Restiamo nella Marca trevigiana con la vicenda di un 13enne sorpreso in classe mentre guardava un video hard sul suo telefonino. Una vicenda che si somma a quella dei 3 studenti delle medie, sempre della provincia di Treviso, sospesi per aver girato un video col telefonino durante le lezioni, e ancora quella di Feltre, dove una docente è arrivata a chiamare i carabinieri perché non riusciva a gestire la classe. Castelfranco, scuole medie, qualche giorno fa, 2 ragazzini in classe si esibiscono mentre una loro compagna li riprende e posta tutto in rete. E questo durante la lezione. Stesso periodo un 13enne viene sorpreso dal professore mentre sotto banco guarda sul telefonino un video porno. A Feltre una docente chiama i carabinieri perché non riesce più a tenere la sua classe di 16enni. In tutti i casi gli alunni sono stati sospesi e al 13enne inoltre sarebbe stato aggiunto l'obbligo di pulire per 2 giornate i bagni della scuola. Tutti i segnali di un mondo in evidente difficoltà. Direi che in ogni caso stiamo un po' allontanandoci dal buon senso. Per uscirne bisogna tener conto del ragazzo e trovare la cosa che gli è più utile per capire l'errore. Giudizio diverso da chi studia la società. Non so se pulire i bagni siano veramente una punizione. C'è oggi la tendenza alle punizioni cosiddette sociali, però credo che la punizione abbia una valenza, dovrebbe avere una valenza un po' diversa. È sull'educazione all'uso dell'immagine che secondo Filippi c'è ancora tanto da lavorare. A monte del telefonino o della tecnologia c'è il rapporto con il proprio corpo, il proprio sesso e l'altro corpo e l'altro sesso. Su questo occorre, come dire, molto rispetto. Chi non viene assolto per il sociologo è la docente che ha chiamato i carabinieri. Ha perso chiaramente la scuola e mi permetto di dire ha perso anche la docente, perché appunto chiamare un esterno, perché i carabinieri sono completamente esterni, non sono agenti educativi in senso stretto, e significa che è una scuola che militarizza se stessa. Leggermente diversa è la posizione di Antonio Carparin. Bisogna prima tentare di risolvere tutto internamente, ci sono delle possibilità e delle strade da percorrere sia didatticamente che disciplinarmente. Dopo, come ultima ratio, si chiama anche magari il preside e si vede di fare un lavoro di recupero in questo senso sulla disciplina. In questo caso chi ha perso? L'insegnante, la classe, la scuola? E tutti. Gran parte della comunità di Chioggia ha dato vita questa mattina ad un lungo e variopinto corteo di protesta contro il deposito di GPL in via di costruzione all'interno del porto. Chioggia non vuole questo abuso! Il cantiere deve essere chiuso! C'era tutta la città a manifestare contro il deposito di GPL in costruzione alle porte di Chioggia, dagli organizzatori del comitato No GPL ai negozi del centro che hanno abbassato le serrande, dagli studenti delle scuole superiori al mondo della pesca e alle associazioni di volontariato.
E tutta la politica, per una volta compatta, coi parlamentari neoeletti di Lega, PD e Movimento 5 Stelle al fianco dell'amministrazione comunale al completo. Il lungo corteo è partito dal centro intorno alle 10 e ha visto marciare circa 2000 persone in direzione del cantiere, salutate all'arrivo dalla banda cittadina. Quest'opera, ricorda il presidente del comitato Roberto Rossi, è definita dalla legge a rischio di incidente rilevante. Ancora non riusciamo a credere che il Ministero delle Infrastrutture ne abbia autorizzato il posizionamento a meno di 300 metri da scuole, insediamenti produttivi e abitazioni di alcune migliaia di abitanti. Come si sono potuti permettere, in mancanza di autorizzazioni importanti, di poter iniziare i lavori? Evidentemente loro speravano in una città dormiente, per come era nel momento in cui queste autorizzazioni sono venute avanti. A un certo punto la città si è svegliata, e di questo bisogna tenerne seriamente conto. Ma i problemi sono molteplici e vanno al di là della questione sicurezza. Il problema che comporta la realizzazione di questo impianto non ha nulla di ideologico, ma è completamente un problema legato alla sicurezza, legato alle prospettive dell'economia di questa città, che ne verrebbe seriamente penalizzata in tutte le sue componenti importanti, dal mondo della pesca, dal mondo del turismo, dalla nautica da diporto, una città che verrebbe retrocessa da questo punto di vista. Contro il deposito si è espresso più volte all'unanimità l'intero Consiglio Comunale, chiedendo al sindaco pentastellato Alessandro Ferro di attuare ogni possibile iniziativa per fermare l'iter dell'opera. Personalmente, come amministratore, ho richiesto l'incontro di un tavolo, una conferenza di servizi in cui possa essere messa in discussione l'originario atto dell'autorizzazione ministeriale, in previsione di un nuovo governo che penso e spero possa avere magari un filo diretto e una sensibilità diversa rispetto al precedente. Altra manifestazione, quella messa in scena dai commercianti in Prato della Valle a Padova, con i lenzuoli come i venditori abusivi, per protestare contro l'assenza di controlli e l'illegalità. Che abbiamo dimostrato effettivamente che la questione si può risolvere in mezza giornata se c'è la volontà politica di farlo. Prato della Valle questa mattina, dopo mesi, è stato presidiato dalle 8 dagli agenti di polizia municipale. Hanno voluto compiere un gesto simbolico i commercianti che hanno manifestato in Prato della Valle, stendendo lenzuola come fanno i venditori abusivi che da mesi stazionano indisturbati in Prato della Valle. Una denuncia contro l'assenza di controlli da parte del comune di Padova. Sembra che ce l'abbiano contro le persone oneste che pagano i suoi diritti per avere un posto e lavorare, e sono tartassati, mentre gli abusivi sono coccolati, nel senso che non ci fanno niente. Dietro ogni bene contraffatto, al di là dei rischi e pericoli, ci sono storie di miseria, di frustrazione, di violenza, di soprusi. Ma la vicenda non è solo economica, è anche politica, perché la responsabilità dell'assenza di controlli e di legalità viene imputata direttamente alla Giunta Giordani. Noi non ce la prendiamo con i singoli agenti della Polizia Municipale che fanno il loro lavoro, però il problema ovviamente è chi poi deve compilare gli ordini di servizio e chi deve mandare a fare si vede che per l'amministrazione Giordani questi temi non sono assolutamente importanti. La manifestazione ha portato in Prato della Valle anche la Polizia Municipale, un deterrente che ha allontanato i venditori abusivi. Ma quanto durerà? Ma sono convinta che il sabato prossimo non ci sarà nessuno, ma poi continueranno, anche perché sono in giro, li ho appena visti, sono tutti in giro, aspettano che noi ce ne andiamo. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di vaccinazioni. Il 30 aprile, ultima scadenza per le famiglie che non sono ancora in regola con la legge. Oltre 21.400 i bambini veneti completamente scoperti dalle vaccinazioni obbligatorie, di questi 8.900 rientrano nella fascia 0-6 anni. I dati di un report della Regione arrivano alla vigilia della scadenza del 30 aprile, quando scatteranno le esclusioni dagli asili e le sanzioni per le famiglie i cui figli non vaccinati frequentano le scuole dell'obbligo, cifre che secondo il Corvelva sarebbero molto più elevate. Ci sono persone che erano coperte, avevano intrapreso l'iter vaccinale, per cui secondo la legge che c'era prima erano in regola con la legge, adesso hanno fatto magari la prenotazione per mettersi a posto e con l'arrivo della legge non proseguiranno
nelle vaccinazioni. E perché hanno deciso di non continuare tutto l'iter? Il popolo, vedendo un obbligo, quello che è lievemente informato non prosegue. Questi sono stati mesi di incontri informativi e di lavoro per le ULSS impegnate a contattare i genitori per sensibilizzarli sull'importanza delle vaccinazioni. Eppure i numeri parlano chiaro, cifre alle quali vanno aggiunte quelle relative ai minori parzialmente vaccinati, che in Veneto sono poco meno di 87.000 nella fascia 0-16 anni. Di questi oltre 22.500 tra i 0 e i 6 anni. E spiega il Corvelva, arrivano già notizie dei primi bimbi esclusi. Abbiamo avuto notizie di un bambino escluso a Belluno, o forse 2, e qualcuno sul Veneziano e su Rovigo. Purtroppo anche qui c'è da dire che la colpa è stata soprattutto dei milioni di circolari, delle 1000 circolari che sono arrivate. Siamo in una giungla di interpretazione. Secondo i dati del Corvelva, Vicentino e Bellunese le zone in cui si registrano le coperture più basse. Per assurdo, lo zoccolo più duro è dove ci sono le coperture più alte. Lo zoccolo duro c'è su Treviso, lo zoccolo duro di persone che hanno deciso di non proseguire. E se guardate, Treviso ha le coperture alte. Lutto cittadino il 2 maggio, giorno in cui verrà celebrato il funerale di Pietro Marzotto. Dal Dagno. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 2 maggio, quando la comunità intera al Duomo di San Clemente si fermerà per dare l'ultimo saluto a Pietro Marzotto, spirato giovedì scorso all'ospedale di Porto Gruaro. Nella fondazione che ne porta il nome sarà allestito un locale dove sarà possibile riservare un saluto all'imprenditore, all'uomo lungimirante, al capo che non fu mai un padrone, così come lo ricordano i suoi operai. Il 1 maggio, in corrispondenza della festa dei lavoratori, sarà aperta la Camera Ardente, stavolta all'interno dell'anificio. Oggi intanto a Bassano, ultimo saluto a Giuseppe Nardini, il re della grappa. Nel nostro cuore i suoi esempi, la sua espressione di vita, lui vivrà in noi. Con il suo esempio di vita rimarrà per sempre in noi. Con queste parole in mattinata è stato dato l'ultimo saluto a Giuseppe Nardini, fondatore dell'omonima azienda bassanese di grappa. Un ambasciatore della città di Bassano in tutto il mondo. Strapiena per il funerale la chiesa di Santissima Trinità. Giuseppe Nardini si è spento a 91 anni, 15 giorni fa un malore da cui non si è più ripreso. Nato nel 1927, laureato in scienze economiche e aziendali a Ca' Foscari, sposato con Marisa e padre di 2 figlie, Cristina e Francesca. Nardini, per oltre 50 anni, è stato alla guida della storica distilleria, sinonimo in tutto il mondo di acquavite di qualità. Ha saputo trasformare e innovare l'azienda, facendola diventare un'impresa di punta del settore in tutto il mondo. Chiamarlo il re della grappa è forse riduttivo. L'intera comunità bassanese lo ha salutato con orgoglio e nostalgia. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo in peggioramento sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 29 aprile. Sul Veneto sarà una domenica instabile con molte nubi sulla nostra regione e anche con qualche rovescio temporale a carattere sparso possibile soprattutto sui settori occidentali. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 16 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 26 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Ampio soleggiamento al mattino, ma col passare delle ore più nubi sull'Udinese, dove potrebbero verificarsi occasionali temporali anche di moderata intensità e in estensione al resto della regione entro sera. Temperature minime tra 14 e 15 gradi. Valori massimi gradevoli tra 24 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Instabilità diffusa, sin dal mattino molte nubi con precipitazioni temporalesche possibili un po' ovunque sulla nostra regione, fenomeni localmente anche di moderata intensità. Temperature minime comprese tra 13 e 14 gradi,
valori massimi compresi invece tra 23 e 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.